apostolo tuo come te stesso. Un papa inatteso, un uomo semplice, umile, dalla grande umanità e amore per il prossimo, capace di sguardi profetici sull'uomo di oggi. Chi era Albino Luciani? Quale il legame con la sua terra e quali le tappe che hanno condotto il Papa del Sorriso al pontificato? Nella cornice dell'ambulacro del cinquecentesco chiostro del Seminario Gregoriano di Belluno, il primo passo di una mostra itinerante dedicata alla riscoperta del volto autentico di Giovanni Paolo I, tra quelle stesse mura da lui abitate per oltre 20 anni. Sono felice che qui venga posta questa mostra che credo veramente farà conoscere meglio la figura di Luciani come uomo, passando attraverso i vari stand. Le persone potranno vedere davvero che tipo di persona era Luciani. Nella mostra organizzata dall'Associazione Rivela APS di Venezia in collaborazione con la Fondazione Papa Luciani e il Museo Albino Luciani, un percorso fatto di immagini, video, documenti e oggetti personali appartenuti al Beato permetterà al visitatore di muovere i passi in un intimo pellegrinaggio tra i luoghi e gli eventi che hanno segnato la vita non solo del sacerdote, ma soprattutto dell'uomo, quale è stato Albino Luciani. È una persona attenta a tutto, con interessi vastissimi, non solo religiosi e teologici, quello che lui poi ha mostrato nella sua vita, no? Anche le sue attenzioni alle questioni sociali, eccetera. La mostra sarà visitabile dal lunedì al sabato fino al 15 ottobre, prima di cominciare il suo cammino itinerante tra le diocesi di tutto il Veneto. Oggi viviamo in un mondo molto irrequieto. Credo che passando in rassegna questa mostra le persone potranno uscire con un po' di speranza in più nel cuore. Siamo nelle mani di Dio. Questa non è una frase vuota che lascia il tempo che trova, ma è davvero la fonte da cui possiamo partire per superare serenamente qualsiasi difficoltà.